Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine. Oggi lo sponsor è Special Vetro a Portoviro, vetrate artistiche personalizzate. Cominciamo con la voce di Rovigo. Ufficiale, la scuola riapre fino alla prima media. Dopo Pasqua, via le lezioni anche in piena zona rossa. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi. Al liceo e alle superiori deve essere garantita una percentuale di lezioni in aula che varia dal 50 al 75%. Nuovo decreto legge, demansionamento o stipendio sospeso agli operatori sanitari Novax. Obbligo di vaccinazione per tutti i lavoratori del settore, compresi i farmacisti. In caso di rifiuto, la possibilità di essere sospesi o demansionati fino ad arrivare alla sospensione dello stipendio se necessario. Può essere omessa l'obbligatorietà solo in caso di accertato pericolo per la salute. Covid Hospital di Trecenta, arriva il tunnel degli abbracci. La donazione del Leo Club all'ULSS 5 Polesana. Il Leo Club ha donato all'ospedale Covid di Trecenta il tunnel degli abbracci. La struttura migliorerà gli incontri tra familiari e pazienti Covid positivi, che già sono possibili attraverso un interfono a parete vetrata. Loreo, incendio nell'azienda agricola, nuvola nera sul delta. A fuoco del cippato, ma l'ARPAV esclude qualunque pericolosità. Nel pomeriggio di ieri, un'azienda agricola di Loreo a fuoco del cippato, imponente la colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo. In ogni caso, nessun allarme inquinamento. Bollettino Covid, per la prima volta i guariti superano i nuovi contagi. Sono 67 positivi nelle ultime 24 ore e le vaccinazioni sono arrivate a oltre 50.000 iniezioni fatte. Per la prima volta da molto tempo, comunque, il numero dei guariti supera quello dei nuovi malati. Sono 125 i negativizzati. Negli ospedali polesani sono 102 i pazienti ricoverati, Adria 7, Rovigo 10 e 385. Di cui 16 in terapia intensiva al San Luca. Da Rovigo in diretta, la storia, quell'antica ferrovia nel cuore del Delta. La linea da Adria ad Ariano restò in funzione per poco più di 10 anni e ci sono queste immagini, questo filmato appunto su Rovigo in diretta. Dal 1933 al 1944 era stata attiva una via ferrata da Adria ad Ariano con un progetto che prevedeva di arrivare a Codigoro e da qui a Copparo, Ferrara e Roma. Emergenza Commercio, c'è un'intervista alla direttrice del porto Federica Pavani. Anche il porto conta i danni, fateci riaprire nei weekend. Un anno di chiusure e riapertura a singhiozzo e i centri commerciali sono quelli che hanno sofferto di più. Il nostro centro commerciale dà da lavorare a tantissime persone, mi auguro si possa ripartire presto. Tutti i decreti, ricorda, hanno stabilito la chiusura di festivi e prefestivi. Per noi, porto, e per tutti i centri commerciali è stato davvero pesante, soprattutto durante le festività natalizie e purtroppo per tutte e due le festività 2020 e 2021 pasquali. Gazzettino, prenotazione vaccini, da domani sarà possibile anche dal farmacista. L'accordo tra Regione e Federfarma per semplificare l'accesso alla campagna vaccinale tramite il portale ULSS. La presidente polesana Pietropoli comunque afferma che il servizio sarà garantito solo da chi avrà personale specifico. Un altro settore che sta soffrendo per questa pandemia, in particolar modo le palestre in ginocchio, ristori in ritardo, ci servono certezze. I gestori lamentano il continuo rinvio delle aperture. Puntiamo, speriamo, a settembre, ma i corsi online giornalieri serali per mantenere i clienti sono troppo poco come risorsa economica. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!